Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, di seguiti i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura un caso di violenza a Mister Bianco in provincia di Catania, dove una 21enne è stata aggredita dal marito, poi arrestato. Il giovane avrebbe picchiato la vittima davanti ai figlioletti di 1 e 2 anni con un bastone da karate, munito di una catena con cui avrebbe tentato di strangolarla. Restiamo nel catanese, dove un uomo si è ferito con il flex mentre stava effettuando dei lavori in casa a Scordia. Il protagonista del dramma è un muratore in pensione. Ci spostiamo a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, dove un trentenne è stato denunciato con l'accusa di aver rubato soldi e ben 25 computer dalla scuola media Leonardo da Vinci, che era chiusa per maltempo. Tracce di sporco, cibo in decomposizione, muffa e ruggine, queste le condizioni in cui versava un locale di Palermo prima del sequestro, senza considerare la quantità di blatte e di escrementi di topi trovati all'interno della cucina. In conclusione il meteo, il maltempo fa il suo ritorno in Sicilia, per domani la protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla sull'intera regione. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito e buona serata.